Novità di quest'anno il vaporetto ibrido realizzato dall'azienda Vulcan in collaborazione con varie aziende. Qua abbiamo Bimotor e abbiamo Tema. Buongiorno, sono Jacopo Fusaro e lavoro per la Bimotor SPA e siamo distributore di motori marini FPT Industrial. Abbiamo avuto il piacere di collaborare con Vulcan, che ha vinto questo bando emesso da ACTV per la rimotorizzazione di un vaporetto da propulsione tradizionale ad ibrido. Nel nostro caso abbiamo fornito il motore, che è un N67 di un 6007 di cilindrata da 125 kW ed è un motore particolare perché ha delle emissioni che rispettano la normativa Stage 5. E grazie al sistema Vulcan il lavoro che prima faceva il vaporetto con un 8007 di cilindrata riesce a farlo inquinando meno con un 6007. Il mio nome è Bojan Nikolowski dall'azienda Tema. Noi siamo produttori di motori elettrici a magneti permanenti progettati per la propulsione navale. Anche noi ci ha contattato Vulcan per creare e trasformare questo vecchio vaporetto in una barca ibrida, mettendo i nostri motori principali e trasformando i vecchi motori diesel in diesel generatori a giri variabili, e a gestire poi l'energia a bordo, su dove andrà l'energia verso le batterie dal motore, quindi un circolo molto complesso, il cui obiettivo principale era quello di diminuire le emissioni nocive. Quando vedremo questo vaporetto in giro per i canali di Venezia? Potreste già averlo visto, perché questo vaporetto è già stato in linea, adesso è qui in fiera, finita la fiera riprenderà sulla linea normale, insomma, del lavoro di ACTV, e dovrebbero seguirne almeno altri 4 applicazioni gemelle nel breve termine, speriamo tutti quanti. Per cui Made in Venice, Made for Venice. Certo che sì, certo che sì. Grazie infinite. Grazie a lei.